Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha espresso il suo sostegno all'emendamento recentemente approvato in Consiglio regionale riguardante la tutela degli animali d'affezione. Un animale d'affezione non è un giocattolo né deve diventare una scocciatura, ha affermato, ma deve essere trattato con rispetto e affetto. Soprattutto in questo periodo di ferie in cui sono molti gli abbandoni, non si deve dimenticare che è l'uomo a decidere di avere un animale d'affezione. Di fronte a crescenti segnalazioni di maltrattamenti, come il recente caso di una cagnolina morta dopo essere stata gettata da un'auto nel Trevigiano, la Regione Veneto ha agito prontamente. In attesa delle decisioni sui progetti di legge in materia, il Consiglio regionale ha approvato un emendamento inserito nella legge regionale del 1993 per la tutela degli animali d'affezione e del randagismo, che introduce nuove regole e divieti per migliorare la qualità della vita di questi animali. L'emendamento prevede misure di protezione degli animali di compagnia, vieta azioni che possano causare loro sofferenza o abbandono. Zaia sottolinea che questo intervento non riguarda solo la politica, ma anche il rispetto e la civiltà che l'uomo deve dimostrare verso le altre creature della natura. Se un animale può costituire un problema, basta avere l'intelligenza di non prenderlo. Non possiamo non pensare ai 2 cani di via Barbarigo, uccisi ultimamente da qualcuno in modo barbaro e incivile. Aragoste, astici, gran seole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.